Il più cordiale saluto amici della Wisport, 12ª giornata del campionato allievi regionali per il girone C da Garden Sport di Midi. Scendono in campo Messina Social School e Ionia Calcio di Posto. Mister Ardizzone e i suoi vengono da un periodo sicuramente positivo, 3 vittorie consecutive, l'ultima contro lo Sport Taormina per 3-2. Si presentano contro la Ionia Calcio di Posto che invece nell'ultimo turno è incappata in una sconfitta contro la Ionica. Andiamo a scoprire gli 11 scelti dai giallorossi, partendo dal numero 1 Schepis, 2 Ceraulo, 3 Ingegneri, 4 Filoni, 5 D'Aleo, 6 Risitano, 7 Ioli, 8 Giunta, 9 D'Arrigo, 10 Magazzù, 11 Giuffre. Gran momento di forma per il numero 10 Magazzù e per l'8 Giunta nelle file della Social School. Sono loro che stanno trascinando la squadra ai successi dell'ultimo periodo. Maglia rossa a inserti gialli per la Soccer, classica tenuta bianconera invece per i ragazzi della Ionia Calcio di Posto. Nel primo tempo da destra verso sinistra i vostri videoschermi la Messina Social School, da sinistra verso destra la Ionia Calcio di Posto. La prima azione è affidata a un calcio di munizione per la Messina Social School. Il tentativo da parte di Filoni va ampiamente alto e si alza sulla traversa. Ancora Messina Social School che invece ha un'occasione poco dopo. D'Arrigo si fa rimpallare il possesso, arriva Giunta sull'out di destra, manda però altissimo con il destro potente. Dall'altra parte prova a reagire a Ionia Calcio di Posto che si fa vedere con questo tentativo dalla distanza. Bravo Schepis a deviare. Ancora Ionia però che alza il proprio baricentro, prova a rendersi pericolosa con questo calcio di munizione in due tempi. Ancora l'estremo difensore dei padroni di casa che deve poi fronteggiare l'ennesimo tiro da fermo. Beh, ancora una volta bravo in due tempi a far sua la sfera. Ancora Ionia che in questa fase del primo tempo sembra aver preso in mano le redini del gioco. Le conclusioni però sono da dimenticare e per Schepis non ci sono problemi. Poi c'è un batti-ribatti vicino all'area di rigore della Social School. Alla fine il pallone viene allontanato in qualche modo dalla difesa giallorossa. Arriva però la conclusione dalla distanza, vola Schepis che in questo caso mette il mantello da Superman e riesce a spirare il pallone in calcio d'angolo. Poco dopo azione praticamente fotocopia dall'altra parte, Filoni dalla distanza e bravo il portiere della Ionia a respingere. Risultato che resta di 0-0 quando arriva il duplice fischio del direttore di gara. Reti bianche, poche emozioni alle Garden di Mili, tante conclusioni dalla distanza provate da entrambe le squadre. Messina Social School che era partita meglio, Ionia Calcio di Posto che nella seconda fase del primo tempo è riuscita a gestire meglio il possesso della sfera. Inizia la seconda frazione ed è la Messina Social School a recuperare questo pallone a centrocampo. Arriva la conclusione da parte di Giuffre con il destro, manda però la sfera al lato. Ancora Soccer che sembra essere partita meglio in questa seconda fase. Il pallone di D'Arrigo arriva poi sulla fascia ancora una volta per il tentativo di mettere in mezzo Giunta, è lì appostato ed è il gol che vale l'1-0 per l'ennesima volta. È Giunta a togliere le castagne dal fuoco a mister Ardizzone e al 49esimo trovare il gol che vale l'1-0 per la Messina Social School. Rinfrancata dal vantaggio continua ad attaccare la formazione padrone di casa con Magazzù che cerca spazio sul fondo, prova a mettere il pallone dietro. La conclusione da parte di Ioli va però al lato. Ancora Soccer, bellissimo il lancio da parte di D'Arrigo per Giuffre che si mangia l'avversario sull'out di destra. Entra in area di rigore Giuffre, prova a mettere in mezzo Cic, la conclusione Magazzù. Era un'ottima occasione per l'attaccante della Soccer. Mister Addizione prova a cambiare qualcosa, infatti di lì a poco esce Ioli. Ionia che si fa rivedere in zona Schepis poco dopo, lancio lungo sul secondo palo, conclusione con il mancino. Palla che però va al lato. Continuano ad attaccare i bianconeri, adesso la disperata ricerca del gol e del pareggio. Conclusione con il sinistro, traversa clamorosa della Ionia Calcio di Posto a un passo dal pareggio. Ancora un cambio per mister Ardizzone, esce D'Arrigo infatti. Ma è ancora la Ionia Calcio che ha l'esigenza di attaccare per trovare il gol del possibile 1-1. Ancora una volta la conclusione dalla distanza, bravo Schepis in presa centrale a far sua la sfera. Esce anche Ceraulo nelle file della Soccer. L'ultima occasione del secondo tempo è ancora per la Ionia Calcio di Posto, a tu per tu con Schepis, la girata va alta e allora la Messina Social School può festeggiare il quarto successo consecutivo nel campionato allievi regionali. La 12ª giornata viene archiviata
con questo 1-0 contro la Ionia Calcio di Bosto, match winner come sempre Antonio Giunta. E allora amici della Wisport, il più cordiale saluto da Antonio Carovè e alla prossima.